Sono entrato nella tenuta Massellina, struttura che fa riferimento al gruppo Cevico. Questa è la cantina che è stata costruita recentemente. Incontro Marco Nanetti, presidente. Buongiorno Ciao Marco. Claudio, buongiorno. Allora, questa è una struttura recente, ce ne siamo occupati altre volte di questa cantina che è stata costruita, la prendiamo un po' così, un po' alla larga, come si dice anche in Romagna, In no? Romagna, sì. Con criteri di sostenibilità, come poi anche la filosofia della vostra azienda, quindi sostenibilità nel vino, sostenibilità anche in questa struttura. Due parole su questa struttura che è assolutamente autosufficiente in termini energetici, se non sbaglio. Sì, questa è appunto tenuta Masselina. Noi in realtà qui non l'abbiamo costruito, abbiamo ridato vita a un fienile, un vecchio fienile che si stava rovinando col tempo, e coi criteri della certificazione Casa Clima abbiamo appunto, come dire, costruito questa struttura che è polifunzionale. Cantina, appunto per i vini di tenuta Masselina, ed enoturismo, quindi un percorso completo di produzione di vini biologici che peraltro tenuta Masselina dal 2019 ha, legati alla vita nel territorio in cui questi vini vengono prodotti attraverso i percorsi dell'enoturismo. La legge sull'enoturismo ha dato un forte impulso quindi ai percorsi, agli amanti del vino, quindi voi vi siete inseriti in questo segmento molto importante e questa è una struttura d'accoglienza che comunque punta a questo. E in essere ci sono altri progetti, se non vado errato. Sì, per noi l'enoturismo è importante perché oggi vendere vino non è soltanto come vendere un prodotto alimentare, ma si vende un'emozione, si vendono le culture di un territorio e soprattutto si valorizza il lavoro degli agricoltori, dei soci in campagna, e per cui queste strutture sono molto importanti perché permettono al cittadino, al consumatore, al wine lover appunto di approcciarsi nel modo migliore possibile al vino. Abbiamo altri progetti in corso che vanno sempre appunto nell'ottica della sostenibilità e di valorizzare il vino attraverso l'incoming di turisti e wine lover sia italiani che stranieri. E a proposito di campagna, Marco, magari facciamo due passi perché da qua c'è Volentieri. un panorama anche molto interessante perché è la tenuta immersa completamente in un territorio agricolo, quindi ci sono vigneti e frutteti, no? Che sono il simbolo, l'espressione della Romagna. Un turista che viene in questi luoghi assaggia il vino, ma assaggia, apprezza anche un territorio. È sempre così. Noi, soprattutto come Romagna, abbiamo fatto passi da gigante sul fronte qualitativo. Negli ultimi 20 anni gli investimenti sono stati tantissimi e oggi i nostri vini sono riconosciuti di altissima qualità. Stiamo lavorando molto e dobbiamo lavorare ancora di più sul percepito, quindi noi dobbiamo generare valore aggiunto e uno storytelling positivo attorno ai nostri vini. I territori sono meravigliosi, i vini sono di altissima qualità, adesso queste strutture e la possibilità appunto di far vivere direttamente le persone nei nostri territori sono il binomio a nostro avviso vincente sia in Italia che all'estero per produrre bene e generare valore per i nostri soci produttori. Nell'accezione collettiva la Romagna ha due grandi vini, no? Che sono il Sangiovese per eccellenza, insomma rosso per eccellenza, poi c'è Trebbiano e anche Albana naturalmente. Poi serve anche diversificare, serve connotare questo territorio con anche altri vini che hanno le bollicine, quindi mi riferisco al progetto Nove Bolle che sta andando avanti e che insomma cerca di dare una connotazione diversa rispetto a quelli che erano i vini fermi romagnoli. Sì, qui siamo in piena zona di produzione appunto del Nove Bolle, che è il Romagna DOC spumante a base Trebbiano, che attualmente come azienda produciamo assieme all'azienda Caviro con Bolè. E poi altro importante bollicina del territorio è il Pignoletto, tenuto a Massilini in modo particolare. Abbiamo 4 ettari di pignoletto coltivato, se anche questo a biologico, che produciamo sia nella versione Charmat che nella versione metodo classico 36 mesi. Quindi un territorio che si caratterizza certamente per i rossi ma anche per bianchi molto importanti. Peraltro la vendemmia 2019, quindi quella appena finita si fa per dire, è il primo anno in cui voi producete il vino biologico del vostro gruppo. È il primo vino biologico del nostro gruppo come conduzione diretta, nel senso che Masselina appunto la conduciamo noi direttamente. I nostri soci, produttori agricoli, già da alcuni anni sono forti produttori di vino biologico, tant'è che dati recenti ci posizionano già come Terre Cevico maggior
produttore ed esportatore di vino italiano, ad esempio in Cina. Siamo il terzo produttore di vino e esportatore di vino biologico in Giappone, quindi diciamo che è un fronte sul quale lavoriamo già da anni e sul quale stiamo sensibilmente crescendo. Quindi la fogliolina verde, quella che caratterizza i vini e che caratterizza il biologico, è entrata anche nel vostro diciamo, DNA, e il concetto di sostenibilità passa anche attraverso questo, quindi struttura, vigneti, vino, e quindi dare al consumatore un prodotto che è sempre più sano. Sì, sostenibilità per noi parte ovviamente dal concetto di sostenibilità ambientale, per cui il biologico ne è la certificazione principale, ma sostenibilità è anche sociale, la sostenibilità è etica e la sostenibilità è anche economica. Non mi stancherò mai di dire e di ricordare che la sostenibilità ha un costo, ovvero quando un prodotto agroalimentare viene venduto a prezzi eccessivamente bassi è difficile poi pensare che questo sia anche sostenibile, indipendentemente dal tipo di bollino che questo riporta. E questo è assolutamente vero. Bilancio che voi avete presentato nei mesi scorsi, quindi un bilancio che si presenta con dei segni positivi in generale, a partire anche dall'esportazione e dai paesi asiatici che apprezzano questi vostri prodotti. Sì, Asia e Stati Uniti sono i mercati, sud-est asiatico, Cina, Giappone, i mercati assieme agli Stati Uniti appunto che ci hanno caratterizzato come maggior incremento di crescita, assieme, e questa è una grande soddisfazione per noi, nel canale Oreca italiano, quindi tutto il canale della restaurazione che ci vede in sensibile crescita. Questo anche in funzione appunto di investimenti in tenuta masselina, Rocche Malatestiane e anche su Montresoro in Verona. Questi sono percorsi che ci permettono appunto attraverso un ventaglio di prodotti di alta gamma interregionale, quindi che rappresentano un pochino tutto il meglio dell'Italia dal punto di vista della produzione, ci ha permesso sia nel canale interno che estero di avere sensibili crescite. Quindi quando si va all'estero bisogna presentarsi con più prodotti, anche perché comunque la struttura commerciale è tale, e quindi non è solo Pignoletto, non è Sangiovese, ma ad esempio cantine come Montresor che hanno un prodotto veneto importante che serve ad allargare così il vostro, come devo dire, la vostra clientela, insomma, che sono non solo fruitori di prodotti romagnoli ma anche altro. Sì, questa è la sinergia fra le regioni italiane, ci permette di rappresentare un Made in Italy completo, soprattutto all'estero, ma anche in Italia. L'importante è che il tutto sia fatto in una logica appunto di sinergia e non di sovrapposizioni, evidentemente, e di fare in modo che ci sia la possibilità di generare reciprocamente valore aggiunto fra i vini delle diverse regioni. E questa è una chiave sulla quale stiamo lavorando molto e i risultati stanno arrivando. Qual è la competizione a livello globale? Mi riferisco in modo specifico a nazioni produttive che non sono italiane. Una Spagna piuttosto che un'Australia o una California. Quanto determinano l'approccio sul mercato di un'azienda che un'azienda o comunque aziende italiane che sono nate col vino, però poi nel tempo si sono viste dei competitori che si sono avvicinati al vino in epoche più recenti. Sì, diciamo che l'Italia assieme alla Francia sono paesi che devono assolutamente, e lo stanno facendo, lavorare non sul fronte esclusivo dei prezzi, ma sul fronte appunto della esclusività, della biodiversità, delle varietà, dell'esperienza, delle regioni. Spagna e Australia che producono buoni vini, ma sostanzialmente non hanno una gamma di varietà, una gamma di territori ampia e verticale come quella italiana o quella francese, per cui noi siamo una nazione che ha bisogno di uscire completamente dalle logiche delle commodities, quindi dei prezzi come dire, all'ingrosso, e dobbiamo invece caratterizzarci sugli autoctoni, dobbiamo caratterizzarci sulla specificità dei singoli territori in abbinamento al turismo, alla cucina, alla cultura e quindi anche tutta alla parte culturale che ci caratterizza in modo unico al mondo. Il vino è il territorio, il vino è storia, il vino è cultura, quindi noi l'abbiamo, la Francia ce l'ha, probabilmente altre nazioni non ce l'hanno. È proprio così, è proprio così. Dobbiamo imparare sempre di più a fare il famoso sistema e quindi di mettere in sinergia i diversi settori che vanno cultura, turismo, territorio, gastronomia. Ecco, io credo che questo sia un binomio totalmente vincente e sul quale dobbiamo ancora continuare moltissimo ad investire e crederci.
Marco, ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, torniamo a parlare di vino, torniamo a parlare del vostro gruppo, magari in cantina.